Buon pomeriggio e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Sono stazionarie nella loro gravità le condizioni di salute del bambino di 10 mesi che ieri è rimasto ustionato con dell'olio bollente di una friggitrice nel panificio di famiglia a Catena Nuova nell'Ennese. Il piccolo paziente è ricoverato con la prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale Garibaldi Nesima. È stata sfiorata la tragedia ad Agrigento, esattamente in via Unità d'Italia, dove nella serata di ieri un palo della luce è caduto a causa del forte vento e maltempo, precipitando su un'auto Opel in marcia con 2 persone a bordo. Il palo ha sfondato il parabrezza, ma fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito. È scomparso dai radar un elicottero nella zona di Apricena, a Foggia, intorno alle ore 10:30 di questa mattina. A bordo vi sarebbero 7 persone, tra loro 2 bambini. Sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco, condotte a terra, in mare e con un elicottero di Pescara nelle zone di San Severo, Apricena e Rignano Garganico. Sono 4 le navi di ONG che sono davanti la costa della Sicilia orientale in attesa di un porto sicuro per far sbarcare i migranti soccorsi nel Mar Mediterraneo. Sono le tedesche Humanity con 179 persone a bordo e la Rise Above con a bordo 90 persone, dopo che 2 sono state soccorse dal personale medico e trasferite a terra a Siracusa. Le norvegesi Ocean Viking, 234 migranti a bordo, e Geo Barents con 572 persone soccorse. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.